Ieri è stato il primo giorno che nelle chiese d'Italia si è ripreso nella funzione di celebrazione delle Sante Messe dopo il blocco che il Covid-19 aveva imposto. Sempre ieri è stato anche emanato un breve messaggio da parte del cardinale Don Franco ai fratelli dell'Islam, in quanto è coinciso anche con la chiusura del Ramadan. Don Franco ha mostrato la sua gratitudine ai fratelli musulmani, messaggio che ci è stato sintetizzato da Don Luca, parroco della chiesa di Santa Rosa. Il Ramadan è finito ieri sera al tramonto e già da quest'oggi i fedeli musulmani celebrano la festa del sacrificio, la grande festa che conclude il mese sacro per i musulmani. In questa occasione il cardinale ha voluto inviare a tutti i fedeli musulmani un messaggio di pace e di fratellanza, soprattutto perché quest'anno proprio loro hanno voluto rivolgere a noi cristiani, in occasione della fine della Quaresima, della Settimana Santa e della Pasqua, un messaggio per la prima volta in questo momento in cui il coronavirus, soprattutto il 14 maggio, che è stata la giornata indetta da Papa Francesco di preghiera, di elemosina e di digiuno per tutte le fedi che ci sono nel mondo, di supplica al Creatore, all'Onnipotente, perché possa finire questa epidemia. Ecco, quindi è stato un modo per il Cardinale di ricambiare questo gesto, ma anche per mostrare la sua vicinanza a tutti i musulmani, sia quelli che da diverse generazioni vivono nella nostra terra da qualche anno o quelli che sono appena approdati a Lampedusa. Quest'oggi ho portato anche nei centri d'accoglienza questo messaggio da parte del Cardinale. Ogni anno avevamo la tradizione di condividere con i musulmani un iftar. L'iftar è il pasto che conclude il digiuno quotidiano che i musulmani fanno dalle bevande e da ogni tipo di cibo, ma ecco, le indicazioni di prevenzione che ci vengono date non ci hanno permesso di compierlo. È importante che questo cammino tra cristiani e musulmani si sia intensificato anche durante questa prova così difficile per l'umanità. Nella stessa Chiesa si è anche provveduto alle distanze sociali, al rispetto delle norme previste per la celebrazione della Santa Messa avvenuta. Noi abbiamo cercato di mettere in pratica il decreto dell'Arcivescovo, che è un'espressione, diciamo, sul territorio dell'accordo tra Chiesa, Conferenza Episcopale Italiana e il Governo, e dunque cercando di mantenere anche, ecco, il distanziamento sociale che è richiesto proprio per prevenire la diffusione ulteriore di questo. I fedeli sono stati tutti molto comprensivi, hanno cercato di adattarsi un po' alle diversità. Noi abbiamo questa provvidenza di avere una chiesa all'aperto e quindi per noi è stato anche più accessibile, più facile poter mettere in pratica queste indicazioni.